concerto un brano del compositore argentino Marcelo Nisilman. Non so se qualcuno di voi sia andato durante la Biennale alla rappresentazione di Maria de Buenos Aires di Piazzolla. Ebbene, lui era il bandoneonista del gruppo, è un bravissimo musicista, compositore nato in Argentina, a Buenos Aires, che ora vive a Parigi, e sono molto fortunato del fatto che mi abbia dedicato questo pezzo. Io devo solo ringraziare il maestro Ambrosini, Andrea Guzzi e Veniero Rizzardi per essere stati compagni di questa serata e anche voi per essere venuti. Sì, il nostro prossimo appuntamento sarà con Daniele Ruggeri il 2 dicembre al Teatro di Palazzo Grassi, esatto. Se avete voglia, e poi voi farete un concerto sabato, questo, vero? Abbiamo un concerto sabato, ma lo diciamo alla fine, adesso sentiamo musica.